Ok, allora benvenuti e bentrovati da Abano Terme. Piove, situazione che ci stiamo portando dietro da ieri per quanto riguarda le nostre strutture, la nostra. Ma io vorrei anche te, quindi iniziamo. Io so che tu sei scaramantico al 2000 per 1000, però insomma ecco qua. Allora, la telecamera è laggiù, Carlo, con Carlo Casagrande, team manager, io ha detto stampa, sì, ormai ti ho dato di tutto, Sì, sì, direttore fatto sportivo tutto. del calcio conegliano. Siamo arrivati alla finale. Sì, ci siamo, siamo pronti. Peccato per il tempo, però sicuramente sarà una finale bella da vedere, anche con gli imprevisti del tempo, insomma, ecco. Però ci siamo, ce la godiamo e andiamo a giocarcela. Ne parlavo appunto con qualcuno del Villafranca a cui ho chiesto appunto il tempo può inficiare, può dire la sua o cosa? Direi che il campo, a livello di terreno, un bel terreno di gioco. Campo in perfette condizioni, altro poi sai, magari la pioggia può allungare, può accorciare magari qualche situazione, però il campo è per tutti e due, il tempo per tutti e due, dunque sì, va ben così, cioè, accettiamo quello che dobbiamo fare e pensiamo a fare la partita e cerchiamo di farla al meglio. Per il resto Ti aspetti, Carlo? dura, una squadra, cioè, sì, li ho visti, sono sicuro che sono una squadra forte, sicuramente insomma, troveranno un Conegliano pronto alla partita, poi sai, sono sempre gli imprevisti, le situazioni, però sicuramente, anzi spero sia una partita godibile per il pubblico, per i dirigenti, per tutto l'ambiente, insomma, ecco, dunque mi auguro questo. Avete gente al seguito perché ci sono 2 pullman che sono partiti da Conegliano, però insomma noi ci siamo, Streaming Sport, quindi qualcuno in più ci sarà. Sicuramente, sì, grazie al vostro servizio sicuramente avremo tifosi qua al campo e anche da casa. Bene, grazie a Carlo, in bocca al lupo. E allora abbiamo vicino a noi il mister che per un attimo se ne ha lasciato i ragazzi, adesso che stanno sentendo e assaggiando il campo. Parlavo con Carlo, il vostro direttore sportivo. Campo bello comunque, una bella situazione, a parte la pioggia. Sì, per come si stava mettendo pensavamo ed eravamo anche preoccupati per le condizioni, in realtà poi è una struttura bellissima dove credo che non condiziona assolutamente le due squadre. Ecco, era la domanda prossima, può condizionare il campo pesante, che può essere pesante, oppure la pioggia? No, io penso di no, potrà probabilmente appesantirsi un po', però sempre nei limiti assolutamente dove si può veramente provare a giocare a calcio e si può provare quello che poi tutte e due le squadre sono abituate a fare. Che partita ti aspetti, Stefano? Perché è una partita inutile, importante anche per la tradizione, insomma 2 coppe le avete già vinte, qualcuno magari attende non c'è il 2 senza il 3, tu come la vivi? Ma guarda, io ho parlato anche con i ragazzi, ho detto che il percorso fatto oggi, soprattutto in Coppa, deve rendere orgogliosi una società, loro stessi, perché siamo arrivati a una finale facendo delle prestazioni assolutamente importanti, a partire dai quarti in semifinale contro 2 realtà dove si sono viste belle partite. E la partita di oggi è un po' un terno al lotto, nel senso che è chiaro che è una partita secca dove anche l'aspetto emotivo può condizionare. L'importante è che noi diamo tutto, che facciamo tutto quello che sono le nostre possibilità. Poi purtroppo sarei un po' falso dire a questo punto qua vada come vada, ci teniamo a vincere, ci teniamo a portarla a casa, però è chiaro che probabilmente è lo stesso discorso loro. Chiaro. Non avrai a disposizione Kais, Paladin come sta? Paladin non sta benissimo, quindi adesso sì, parte la panchina e è un rischio che bisogna capire un attimino quanto può valere la pena. Ci sono altre partite dopo questa e quindi non ci fermiamo qua, dobbiamo portare. Esatto, c'è un campionato dietro, un campionato che avete fatto slittare perché giocando oggi la partita di domani contro il Lia Piave slitta e quindi però c'è da tener conto di tutto questo, no? Sì, oggi è la finale di un percorso intrapreso, però già dalla prossima settimana ricominciamo a intraprendere quell'altro, quindi oggi siamo nelle condizioni di poter fare bene, anche perché comunque ci sono anche delle soluzioni, ci sono altri titolari in panchina e possono in qualsiasi momento prendere il posto di quelli che sono scesi in campo dal primo minuto.
Bocca al lupo Stefano. Crepi, grazie Mirko. Grazie a Stefano Andretta, tecnico appunto del Conegliano. Adesso mi sto muovendo, vedo se riesco qui davanti a me, intanto c'è la terna arbitrale che dirigerà l'incontro. Vediamo se riesco ad andare, sperando sempre che il segnale mi soddisfi, ok, mi dicono di sì. Vediamo se riesco ad andare in mezzo al campo per trovare il mister del Villafranca che andremo a sentire. Ragazzi, il mister qual è? Quello giù, no? Il mister è dall'altra parte col cappello. Ah, ok, grazie. Bene, allora andiamo dall'altra parte a trovare il mister. Vediamo se riusciamo ad averlo. Mentre però ne approfitto un attimo, faccio una deviazione mentre stavo andando dal mister, trovo un non mister, ma siamo in diretta, trovo il presidente della FIGC. Buongiorno. Ciao Mirko. Ciao. Manca solo il sole, però insomma il campo c'è. Ho detto niente, però il campo è bellissimo, dai, si può giocare. Bellissimo è un eufemismo, è un campo dove si può giocare per fortuna. Speriamo di non rovinarlo tanto. Questo sì. Peccato perché il tempo ci ha portato chi? Tanti arbitri, perché abbiamo sospeso tutte le partite, quindi sono venuti tutti qua a vedere. E pochi spettatori, insomma, ma comunque manca ancora mezz'ora. Quindi... Due pullman da Conegliano sono partiti, un po' di Villafranca supporters ci sono, direi che la federazione insomma è pronta per andare alla premiazione, no? speriamo. Da vedere una bella partita prima della premiazione. Hai sentito? È la consigliera di Verona. Consigliere, bene, ha ragione. È super partes. Allora, siccome c'è Villafranca Veronese e Conegliano, lei è super partes. Io sono più ottimista del presidente, quindi dico che abbiamo avuto la fortuna di poterla giocare, che il pubblico c'è, le squadre ci sono, il campo è bello, l'impianto è bello. Esatto. E quindi ci aspettiamo una bella partita. Il presidente basta, io la lascio, arrivederci, ci sentiamo alla fine, grazie. Allora, vediamo, torno dal mister del Villafranca, anzi vado dal mister del Villafranca. Vediamo se ho capito giusto chi è il mister. Lo chiedo, il mister è lui. Allora, io vado a disturbare il lavoro del mister, ma siamo in diretta. Mister, buongiorno intanto. Tanto ormai sanno farla questa, non occorre che ci diamo si può sempre migliorare, però ecco, da questa parte così miglioriamo e la vedono. Allora, mister, è arrivata anche per voi la finale, importante. Sì, è una cosa che ci tenevamo, insomma, siamo riusciti ad andare in finale, insomma, adesso ce la giochiamo, ecco. È una soddisfazione per la squadra e per la società, perché non c'era mai stata, ecco. A parte il tempo che avrebbe potuto essere migliore, però il terreno di gioco mi pare in perfette condizioni. Bellissimo tutto, stadio molto bello, tutto condizionare il campo pesante? No, un pochino, magari all'inizio no, ma dopo però può insomma, magari diventare un po' più pesante dopo, ecco. Può schierare la formazione tipo oppure a qualche... Solo Canoletta che si è fatto male in settimana, gli altri insomma ci siamo tutti, ecco. Quindi cosa si aspetta? No, è una partita bella, ecco, le finali sono sempre 50-50, quindi, però insomma penso che siano due squadre che giocano e quindi sarà una partita magari un po' tattica però divertente, ecco, sicuramente. Bocca al lupo mister, ci vediamo alla fine. Bocca al lupo, grazie. Allora, abbiamo sentito anche il tecnico del Villafranca e allora noi ci apprestiamo a rientrare, quindi pausa per il momento, tra poco rientriamo in diretta con la gara qui dal comunale di Abano Terme, campo in perfette condizioni perché sta tenendo al 100%, quindi ci apprestiamo a seguire la partita e che sia una bella gara. Naturalmente un po' di tifo lo facciamo insomma per il Conegliano, chiaramente, no? Bene, a poi.
Amici sportivi, buongiorno e buon pomeriggio dal Comunale di Abano Terme, dove si affrontano per la finale nazionale dilettanti per il campionato di eccellenza. Si affrontano il Conegliano di Stefano Andretta ed il Villafranca di Corghi. Allora, una partita che sicuramente potrebbe essere un pochino, anche se abbiamo sentito nelle interviste precedenti, non influire, almeno a seconda dei due tecnici, le condizioni climatiche non dovrebbero influire sul gioco delle due squadre, anche perché il terreno di gioco è veramente bello, quindi sta tenendo molto molto bene, nonostante la pioggia che sia caduta abbondantemente nella giornata di ieri e nella giornata di oggi. E allora le due formazioni sono pronte a scendere in campo. Le stiamo già vedendo dalla parte opposta alla tribuna centrale, le due formazioni sono pronte ad uscire in campo, a cominciare dal Conegliano che schiera questo 11: Rallo, Faccioni, Magli, Perosin, Sommacal, Mosca, Faraon, Doria, Urbanetto, Cima e Dassier. In panchina Stefano Andretta porta il secondo portiere Zuan, poi il numero 13 Granziera, il numero 14 Masoc, il numero 15 Buanello, il numero 16 Floris, il numero 17 Guizzo, il numero 18 Lungu e il numero 19 Paladin. Deve fare a meno di Davide Cais, che è infortunato, e attenzione anche ad Alberto Paladin perché non in splendide condizioni fisiche, quindi vedremo se lo intende usare a seconda di come andrà naturalmente la partita e gli scampoli di gioco. Vedremo se Paladin potrà entrare in campo. Vi dicevo appunto una situazione non fisicamente proprio al 100%. Stiamo scrivendo e compilando anche le liste per quanto riguarda il Villafranca, e allora tra poco vi do i 20 che il mister Corghi, Paolo Corghi, ha portato con sé qui al Comunale di Villafranca. E allora con il numero 1 Anderloni, poi schiera Zanella, Gardini, Boccalari, Stanghellini, Maccarone, Ciuffo, Fornari, Ballarini, Luscetti, Marchetti. Questo l'11. Il numero 12 è Dal Bosco, il numero 13 Brunazzi, il numero 14 Squarzoni, il numero 15 Cordioli, il numero 16 Malavasi, il numero 17 Giona, il numero 18 Tosi, il numero 19 Meneghini, il numero 20 Zanotto. Queste le due squadre che stanno prendendo posto in campo. Una gara che si annuncia e si preannuncia interessante. Sono due squadre che hanno una realtà alle spalle, una tradizione e una discesa dalla Serie D per quanto riguarda il Villafranca veronese. Il Conegliano invece è un neopromosso in questa categoria, ha guadagnato l'eccellenza dopo anni insomma di sofferenze nelle categorie inferiori. Non c'è due senza tre, titolava il Gazzettino in questi giorni, perché due sono già le coppe vinte dal calcio conegliano nella sua storia, e dopo 17 anni adesso è chiamato alla terza finale della fase veneta di Coppa Italia dilettanti di eccellenza. La squadra insomma ci proverà ad alzare la coppa dopo averlo fatto nel 98-99 e nel 2006-2007, e insomma con una diretta sul canale YouTube di streamingsport.it noi seguiamo il Conegliano di mister Stefano Andretta alla sua prima finale, tra l'altro, che affronterà i veronesi del Villafranca. Una gara unica, lo ricordiamo, perché con eventuali supplementari e rigori arbitra il signor Gallo di Mestre, e chi vince accede alla fase nazionale che scatterà dal 14 febbraio. Quindi queste sono le indicazioni per quanto riguarda la gara che ci apprestiamo a seguire. Mi pare che il calcio d'inizio venga e sia stato conquistato dalle maglie bianche del Villafranca veronese. Adesso si alza un po' anche di fumo, dei fumogeni proprio sotto. E allora in effetti subito ci avvisano qui nella cabina stampa di evitare di gettare, ce ne siamo accorti immediatamente, evitare di gettare fumogeni, perché tra l'altro adesso la visione è migliorata leggermente, però prima c'era la nebbia completa. Fortunatamente non è nebbia, ma era soltanto qualche fumogeno sparato dai tifosi delle due squadre. Allora inizia la gara con la formazione del Conegliano che conquista il suo primo pallone, lo scaraventa in avanti allontanando
il tentativo di portarsi subito in avanti da parte del Villafranca, replica ancora la formazione giallo-blu di Stefano Andretta e ci replica con il tentativo di portare palla da parte di Cima, schierato con il numero 10. Vi ricordo che Cima è l'ultimo arrivo in casa Conegliano, però si è inserito subito alla grande, andando anche in gol, quindi senza problemi. D'altra parte non si discute il giocatore. Allora vediamo se riusciamo così a vedere meglio. Ci siamo alzati un pochino, 43 secondi di gioco qui al comunale di Abano Terme, sempre il risultato, partita appena iniziata chiaramente 0-0, finale di Coppa Italia Eccellenza, se la stanno giocando per portarsela a casa la formazione del Villafranca e del Conegliano. E allora viene in avanti adesso il Villafranca cercando di manovrare, pallone perso sulla linea del metacampo, può reimpostare il tutto la formazione di Stefano Andretta del Conegliano che manovra facendo girare la palla dietro sulla fase difensiva, lancio ancora in avanti. E come avete potuto vedere subito da queste prime boccate di partita, avete visto che si salta sistematicamente il centrocampo. In questo caso adesso vengo smentito perché viene a prendersi il fallo il giocatore del Villafranca sotto la tribuna, il numero 5, il giocatore con il numero 5 sulle spalle ed è Stanghellini, che va a terra, poi la palla che viene fatta girare dalla parte opposta, viene in avanti ancora, ma conquista palla il Conegliano su un rapido dai e vai. Adesso la palla è molto buona, messa dentro per Cima che va al tiro, cerca il secondo palo, ma non lo trova, è comunque al secondo minuto di gioco, Cima al tiro, pallone che esce non di molto, però qui poteva decisamente fare meglio il giocatore Cima. È stata una buona azione conquistata a metà campo, palla rubata e poi subito in profondità, in verticalizzazione per quanto riguarda Cima, che purtroppo però per quanto riguarda appunto la formazione giallo-blu non riesce ad inquadrare la porta, palla che termina fuori, può riprendere ancora e allora il Conegliano che viene a manovrare con Doria infaticabile sempre sulla fascia sinistra del campo, ancora in avanti Cima che cerca di andarsene nel suo diretto avversario, che ha capito che dovrà sudare per tenere questo scatenato Cima, che oggi ha cominciato subito alla grande, proponendosi subito dalle parti di Anderloni, palla che però è sfilata fuori sul secondo palo, nulla di fatto. Riprende a giocare il Villafranca con la ripartenza dal basso, lancio lungo a saltare forse il centrocampo, non ci riesce, palla che viene riconquistata da Doria, è ovunque questo giocatore e allora viene a conquistarsi ancora la palla il Conegliano, poi la rimette indietro con il numero 4, con Perosin, che manovra sulla fase del centrocampo ancora con Mosca e poi si gioca lì per uscire piano piano adesso con Perosin che alza la testa, guarda il suo compagno più vicino e trova Doria che gli ritorna la palla, poi il lancio lungo in verticale per trovare Cima che attende l'attacco del suo uomo, lo va a dribblare in un primo momento, poi ancora il tiro di Doria che si ferma sullo stinco di un giocatore della difesa. Terzo minuto di gioco, altra occasione per la formazione del Conegliano con Doria che va al tiro che è bloccato e deviato da un giocatore naturalmente del Villafranca. Io vado a ringraziare come di consuetudine chi ci appoggia, chi ci segue anche in questa partita ed è Nordauto, la concessionaria Nordauto, e poi un saluto carissimo all'amico Ruggero Canzian che è da sempre vicino a noi di streamingsport.it, un augurio anche di una prontissima guarigione all'amico Ruggero che si sta godendo la partita da casa e allora goditela pure tranquillamente. Vediamo cosa succede adesso con questa avanzata del Villafranca che porta avanti palla. La manovra sulla fascia sinistra del campo, poi la mette dentro, un bel traversone molto buono e in due tempi riesce ad aver ragione del pallone insidioso che Rallo
ha controllato, gli era sfuggito in precedenza, poi è riuscito in seconda battuta a farlo suo e quindi nessun problema in mezzo all'area, però deve stare attento il Conegliano a questi ribaltamenti di fronte, a questi tagli di campo dalla destra alla sinistra e viceversa dalla sinistra alla destra per quanto riguarda appunto il tentativo di portarsi in area di rigore. Palla che viene cercata ancora sulla fascia destra del campo, palla che viene fermata e può ripartire il Villafranca che riparte sulla fascia destra del campo ancora con il numero 5 che è il più indietro. C'è un errore grande come una casa di Rallo per il 5 minuti di gioco ed è andato al gol 5, no? Ha segnato il numero 5 il gol, c'è stato un errore di Rallo che ha cercato di bloccare la palla, poi la palla gli è scivolata, veramente una brutta perla questa del portiere coneglianese. Rallo si è visto la sfera sfilare all'interno della propria porta, c'è il vantaggio della formazione del Villafranca in vantaggio ed è sicuramente allora Stanghellini, come avevamo detto, è andato al tiro, era un tiro senza grossi problemi che doveva destare pochi problemi appunto per il portiere Rallo del Conegliano, invece è andato a complicarsi la vita e porta in vantaggio il Villafranca. Stanghellini 1-0, adesso la partita è in salita, però non bisogna farsi prendere dall'euforia per quanto riguarda il Villafranca e dalla tristezza per quanto riguarda il Conegliano, e allora deve incominciare a giocare con un attimino più di tranquillità, anche se l'aveva fatto, perché in 2 occasioni, al secondo e al terzo minuto aveva avuto 2 occasioni veramente ghiotte, ma poi al quinto ne ha approfittato Stanghellini per il Villafranca veronese con un tiro che non doveva destare alcun problema per Rallo, invece Rallo se l'è fatto scappare purtroppo per lui. Inizia male questa giornata, inizia male questa finale, avrà modo, speriamo naturalmente, di ribaltare la sua gara, il suo inizio di gara veramente traumatico per la formazione di Stefano Andretta e soprattutto per il suo numero 1. Viene in avanti ancora il Villafranca con palla portata sulla fascia sinistra del campo, arretra Doria a dare una mano ai suoi in azione difensiva. Qui c'era un brutto, secondo me, fallo da parte del difensore del Conegliano che a piedi uniti era andato sul pallone. Adesso qui invece c'è il fallo da parte del giocatore del Villafranca veronese, che fa ripartire con un calcio di punizione la formazione ospite. E come possiamo vedere adesso chiaramente c'è più euforia da parte del Villafranca, che ha trovato il vantaggio. Il Conegliano sembra aver accusato il colpo di questo gol e sta cercando di riguadagnare palla soprattutto a centrocampo con Perosin prima e Doria poi. Adesso guadagna un fallo, c'è il fallo che viene concesso per fallo sul numero 11 Dassier va a terra e c'è il fallo fischiato dal signor Gallo di Mestre, che lascia andare sì, tiro dalla distanza, il gol che non doveva dare assolutamente nessun problema al portiere Rallo, che invece si è lasciato trafiggere da questa palla. Replica il Conegliano, viene in avanti ancora con il suo numero 11 bloccato sulla fascia prima di entrare in area di rigore. Può ripartire il Villafranca, Dassier fermato, può ripartire il Villafranca. Attenzione, perché il Villafranca sta dimostrando di sapersi allungare molto bene. Palla che adesso viene lasciata andare in fallo laterale, palla che termina fuori. Può riprendere con una rimessa in gioco il Conegliano, maglia giallo-blu classica per la formazione del Conegliano. Doria che manovra all'altezza del centrocampo. Può venire in avanti la formazione di Stefano Andretta con Mosca, che ha provato ad andarsene, poi c'è stato il fallo. Adesso Mosca è a colloquio con l'arbitro, ha chiesto un cartellino probabilmente, allora palla che viene fermata lì
palla che viene fermata, c'è Perosin sul pallone, poi Doria, ancora Perosin, Doria, giocano i due, alza la testa Doria, non vede nessuno, deve ripartire da dietro e allora si riparte, ma come dicevo in precedenza, lenta la ripartenza del Conegliano, ha subito sicuramente il gol, adesso può ripartire ancora la formazione del Villafranca che invece vedete ha accelerato al 100% dopo aver segnato il gol dalla parte opposta ancora con il traversone adesso dalla parte del... c'è un fallo del giocatore del Villafranca che si scontra con il difensore del Conegliano, ha la meglio in questo caso il difensore del Conegliano e allora c'è il calcio di punizione affidato a Mosca che non va da Rallo, lo lasciano ancora tranquillo, deve riprendersi e deve avere tutto il tempo per farlo in tranquillità, senza naturalmente avere pressione di sorta. Viene in avanti la formazione del Conegliano, i gialloblu cercano di manovrare sulla fascia destra del campo, non ci riescono, vengono fermati in fallo laterale, può ripartire ancora il passaggio indietro in rovesciata per Perosin che si serve di Doria, ancora indietro per Perosin dalla parte quinto minuto di gioco, c'è il vantaggio del Villafranca qui sul campo di Abano Terme. Perosin si incarica lui di far girare la squadra dopo aver subito il gol, un infortunio di Rallo chiaramente su questo tiro che non destava nessuna preoccupazione. Viene in avanti ancora il Villafranca, deve mettersi a usare le maniere forti il numero 5 di casa, o meglio del Conegliano Sommacal, subisce il fallo l'attaccante della formazione del Villafranca e allora il 3 con Gardin che manovra ancora dalla parte opposta, avanza il Conegliano ancora con il numero 7 Faraon che cerca il appoggio sui suoi, lo trova su Cima, un passaggio che sorprende anche lo stesso Cima, palla che termina in fallo laterale, si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco a favore della compagine in maglia bianca con una fascia sul petto che divide appunto la maglia. Viene in avanti ancora, conquista palla il Conegliano, poi voleva il fallo da Sie, non è dello stesso avviso l'arbitro e allora c'è lotta dura in mezzo al campo, bravo Sommacal che guadagna una palla, poi Doria che vede il lancio, lo aveva visto molto bene, poi è stato anticipato invece dalla parte opposta sulla fascia destra del campo il difensore del Conegliano, poi palla che viene gettata in mezzo al campo e allora ne approfitta Perosin per far rifiatare i suoi, Perosin che offre palla a Rallo che gli ritorna la palla, deve incominciare a ragionare, non deve farsi prendere dalla frenesia. La formazione di Stefano Andretta ha tutto il tempo, per carità, per rimediare la situazione, naturalmente rimpattare la partita. Ancora Dassier che prende palla a centrocampo, Dassier per il numero 4 Perosin che viene anticipato questa volta dai giocatori del Villafranca che provano a manovrare, lo fanno molto bene anche con una nota tecnica piuttosto importante, un colpo di tacco in mezzo al campo e allora il rinvio lungo per trovare ancora, vedete con quanta difficoltà ci siano i problemi per fermare gli attaccanti con Marchetti, Liuscetti, Ballarin e Fornari che stanno creando notevoli problemi alla formazione di Stefano Andretta, la formazione del Conegliano. Maglia giallo-blu per il Conegliano, manovra la formazione del Conegliano con il lancio lungo fermato dalla difesa del Villafranca, ma guadagna ancora e allora prova a ripartire ancora Magli che la lancia lunga per Cima, forse era in fuorigioco ma l'arbitro non è di questo avviso e allora con Cima che perde questa palla con il diretto avversario che può rispedire in avanti la formazione ma blocca tutto all'altezza della metà campo. Ancora il Conegliano in manovra, voleva il fallo, non c'è stato, adesso sì però c'è il fallo a favore del Villafranca Veronese che riprende a giocare, riprende
anche a fermare, anche a calmare naturalmente l'irruenza e la voglia di portarsi in avanti da parte della formazione del Conegliano, che è sotto, lo ricordiamo, per 1-0 dopo un gol subito al quinto minuto del primo tempo da Stangerlini, che con un tiro di non notevole potenza ma nemmeno di grande impegno da parare per quanto riguarda Rallo, purtroppo pallone viscido, pallone che è scappato via ed è finito in fondo al sacco per il vantaggio della formazione del Villafranca Veronese. Ancora una palla conquistata dalla difesa del Conegliano, viene in avanti Perosin che aspetta Magli che lo appoggia, poi non trova spazio in avanti, allora Perosin che preferisce lanciare lungo ma non c'è nessuno, devono fare attenzione. D'altra parte lì davanti adesso abbiamo Dassier, Cima e Urbanetto, con pallone per salvato ancora da Rallo. Fascia destra del campo per Doria che sventaglia tutto alla ricerca del numero 10 Cima, che viene anticipato dal suo diretto avversario. Poi la palla è conquistata ancora una volta dal Conegliano in azione difensiva, può riportarsi sulla fascia destra del campo, ancora ad andare 1 contro 1, se ne va, salta l'uomo, deve mettere dentro questa palla, va fino in fondo, tocca e c'è il calcio d'angolo per la compagine di Conegliano. È il primo calcio d'angolo della partita. E allora andiamo a seguire anche questo calcio d'angolo. Vengono in avanti le torri del Conegliano con il numero 5 Sommacal che va a prendere posizione, sta dicendo a Doria di arretrare, di andare in marcatura sull'uomo che adesso però va anche lui in mezzo all'area, groviglio di uomini in mezzo all'area per questo calcio d'angolo che il Conegliano batte con Perosin. Mette dentro questo pallone, va per le terre un giocatore del Villafranca, l'arbitro fischia, vediamo che cosa ha visto. Nulla, non ha visto nulla, lascia andare e quindi fa ribattere il calcio d'angolo. Scivolato il giocatore del Villafranca, ne approfitta l'arbitro, il signor Gallo di Mestre, per richiamare entrambi i giocatori. Nulla di fatto, nessun problema. Ancora Perosin che alza il braccio, vuole lo schema, mette dentro questa palla, non si muove non si muove il portiere Anderloni, che è rimasto fermo lì sulla sua linea un po' pericolosamente, stava aspettando di vedere cosa succedeva, però avesse colpito di testa un giocatore del Conegliano sarebbe stato un pochino problematico andarsi a riprendere il colpo di testa e il tiro scagliato verso la porta. In avanti ancora, fermato il Villafranca, adesso sta giocando decisamente meglio il Conegliano perché ha l'opportunità, sbaglia questo pallone 2 volte, un tunnel tra l'altro molto bene, escono altrettanto bene quelli del Villafranca, in scivolata molto bene Sommacal che va a mettere il pallone in fallo laterale. Deve stare attento, come abbiamo detto fin dalle prime battute, deve stare attento il Conegliano con le ripartenze veramente fulminanti della formazione del Villafranca, quindi a massima attenzione sulle ripartenze. Adesso ne approfitta anche l'arbitro per richiamare i 2 giocatori, però non è successo niente, ha detto penso a Sommacal e all'altro giocatore del Villafranca di rallentare in questi interventi, visto anche il campo bagnato, si rischia qualche cosina, è andato in scivolata molto bene, tra l'altro però forse rischiando un pochino. Rimessa in gioco, si può tornare a giocare, riprende palla Doria, la perde poi in mezzo ancora una volta. Faraon e Doria cercano di portarsi in avanti, cercano di scuotere il Conegliano che adesso deve provare a salire sulla metà campo. Vedete come la linea è ferma lì, il rinvio lungo che va a servire a trovare il giocatore, il numero 7. Brutto questo intervento, bruttissimo questo intervento difensivo della linea difensiva del Conegliano, che ha permesso nuovamente a Ciuffo prima di lanciare e poi di andarsi a prendere la palla, e avrebbe potuto decisamente fare meglio Ciuffo. Palla che viene perduta da parte del Villafranca e allora riparte ancora il Conegliano. È indubbio che questo gol al quinto abbia segnato un pochino il match e naturalmente anche la fisionomia della gara. Chiaramente magari Andretta aveva impostato la gara in un determinato modo, andando sotto dovrà
farlo in un altro modo, in un'altra maniera, cercando naturalmente di ribaltare il risultato. 19 minuti di gioco qui al Comunale di Abano Terme, con il risultato che sorride per il momento al Villafranca Veronese, 1-0, gol di Stanghellini su un infortunio, diciamo, del portiere Rallo, quindi tutto da rimettere in gioco e tutto da riprovare a portarsi dalle parti di Anderloni per quanto riguarda il Conegliano. Lo aveva fatto nei primi 2 minuti di gioco con 2 azioni veramente incisive e veramente pericolose, poi però sfumate di poco. Manovra a centrocampo molto bene, ecco l'autore del gol, Stanghellini, che prova ad impostare lui sulla diagonale ancora molto bene. Vedete come in effetti giocano sulle linee molto molto bene quelli del Villafranca. Urbanetto, poi ancora il numero 8 del Conegliano Dori, che gira dalla parte opposta, fascia destra del campo, ancora invitato molto bene Cima, ancora converge, lascia per terra l'uomo, ha voluto fare un po' troppo da solo, altra parte però non aveva nemmeno nessuno a cui poter cedere il pallone, ha cercato il dribbling a rientrare, la palla lì è sfuggita e allora può ripartire ancora la formazione del Villafranca con il suo numero 7 che trova e prova a far giocare con Ciuffo. Il tiro ancora che aveva cercato di sorprendere Rallo, che però insomma Boccalari questa volta ha fatto un tiro da dimenticare. In avanti ancora il Conegliano sulla metà campo, Doria indietro per Sommacal, poi Mosca, Sommacal, Perosin, arretrato Perosin, lo sta provando a giocarla da dietro per... Vediamo. Perosin, Sommacal, Mosca, linea a 3, gioca leggermente più avanti Magli, dalla parte opposta Faccioni, che si è visto poco perché la fascia l'hanno usata veramente poco, la fascia destra, mentre si sta giocando un pochino più qui su Magli. Adesso vediamo se vengo smentito. No, si cerca la verticalizzazione in centro, non riesce, allora può ripartire il Villafranca che rallenta il ritmo chiaramente, ha tutto per farlo. Palla ancora a centrocampo, si gioca con il Villafranca che prova a guadagnarsi un fallo e ci riesce. E allora con il vantaggio del Villafranca Veronese sul campo di Abano al 22esimo minuto di gioco, in avanti ancora la compagine del Villafranca, prima con Ciuffo, poi con Fornari, poi palla che termina sul fondo. È una deviazione e quindi viene a rimetterla in gioco con le mani la compagine di Stefano Andretta, che vuol giocarsi questa partita. Al 5° minuto il vantaggio della formazione del Villafranca, è partita che è cambiata. Bravo Cima, qui c'è il fallo, vediamo se c'è la prima ammonizione. No, aveva messo mano al taccuino, poi ci ha ripensato e quindi ha graziato questo giocatore del Villafranca. Qui ci stava, dobbiamo dirlo, qui ci stava l'ammonizione, lo ha graziato. Probabilmente alla prossima che farà il cartellino sarà giallo sicuramente, perché ci sta parlando Mosca adesso e ha invitato i suoi a star calmi e tranquilli. E allora Gallo sta spiegando ulteriormente, probabilmente ha visto come primo fallo del giocatore del Villafranca, l'ha lasciato andare, però attenzione adesso perché è sul mirino dell'arbitro, altri falli non potrà farne, altrimenti sul cartellino giallo ci finirà sicuramente. Viene in avanti ancora il Conegliano con Faraon che non riesce a far viaggiare i suoi, e allora palla che viene riconquistata dalla formazione del Villafranca in maglia bianca, esce molto bene con Stanghellini che mette giù il pallone, lo tiene fermo, va ancora a giocare sul numero 10 Luscetti appoggia indietro, poi il pallone viene riconquistato, attenzione però con Faccioni dalla parte opposta, tutto indietro ancora, Rallo, un dribbling
che fa gridare al brivido in tribuna dopo quello che ha combinato nel tiro del vantaggio della formazione del Villafranca. E allora in avanti ancora la formazione del Villafranca con palla messa dentro in area ma buttata fuori, scaraventata lontano dai giocatori del Conegliano, palla che viene riconquistata dal Villafranca che lo fa giocare con il suo portiere Anderloni. Stangerlini, l'autore del gol. Hanno alzato un po' la propria linea il Conegliano, deve farlo perché altrimenti rischi di chiuderti un pochino troppo, anche se non bisogna sbilanciarsi, l'importante però è non chiudersi troppo in difesa. Viene in avanti, approfitta Magli della scivolata del suo diretto avversario, però poi si allunga il pallone e la palla è ancora conquistata dal Villafranca che prova a manovrare. Molto bravi, niente da dire, stanno giocando veramente molto bene nella fascia difensiva e centrocampo il Verona Villafranca, quindi bene per loro perché stanno giocando intelligentemente dopo essere passati in vantaggio, hanno arretrato un pochino il loro baricentro, hanno rallentato il gioco, tutto quello che deve fare lo ha comunicato appunto Corghi dalla panchina. In avanti ancora il Villafranca con Stangerlin che cambia il gioco dalla parte opposta, però è palla conquistata da Faccioni che ancora non è entrato vivamente nel gioco. Male per Faccioni per il momento, ancora non si sta liberando della tensione di questa finale. Attenzione che viene in avanti Magli adesso, Magli sulla fascia sinistra del campo, prova a spingere, viene bloccato ancora in fase difensiva, chiede scusa al suo compagno, chiede scusa a Cima Magli perché la palla forse doveva indirizzargliela, doveva dargliela un attimino prima. Ancora Mosca con il pallone tra le braccia, Perosin per Mosca ancora, giocano i due, perde palla con Liuscenti che prova a girare dalla parte opposta e allora ancora il Villafranca che vedete come si delinea e come si allunga molto bene. Attenzione, 1 contro Faccioni che lascia spazio, va al tiro fortunatamente per quanto riguarda i colori giallo-blu, palla che viene scagliata non precisa e termina abbondantemente a lato e sul fondo, quindi nulla di fatto per la formazione del Villafranca che continua a rimanere in vantaggio al quinto minuto di gioco. Gol di Stangerlini per la formazione del Villafranca. Adesso si ricapovolge il tutto, Conegliano in attacco sulla fascia destra del campo, converge al centro, ancora non trova spazio, prova a tirare ma ne esce un tiro debole, fiacco, senza problemi per Anderloni che si accascia a terra e fa suo il pallone. Nessun grosso problema dopo i primi due attacchi, al secondo e al terzo minuto di gioco non c'è stato più Conegliano in avanti, ha subito il gol e poi ha subito un po' la ripartenza e ha subito un po' il bel gioco che sta facendo il Villafranca, senza grandi cose, però sta tenendo la partita in mano per il momento. Il Conegliano deve e ha tutto il tempo per farlo, deve naturalmente riportarsi prima di tutto in parità e poi vedere un attimo quello che succederà. Intanto in panchina mi pare che il secondo stia dando qualche indicazione alla Stefano Andretta su come muoversi, mentre dalla parte opposta Villafranca tutto calmo, Corghi è lì davanti ai suoi al coperto, quindi nessun problema per lui e in effetti sta aspettando dopo il vantaggio che ha trovato al quinto minuto di gioco. Conegliano che prova a costringere allo sbaglio e ci riesce. Cima deve velocizzare, però un pochino Cima deve velocizzare perché altrimenti rischiamo questo e rischiamo di perderlo. Ha ragione il pubblico anche di fede coneglianese in tribuna a rumoreggiare, perché in questo caso Cima avrebbe potuto fare decisamente meglio. Cima che chiede scusa alzando il braccio a Urbanetto dalla parte opposta, perché sì, effettivamente il lancio andava effettuato lì per cercare di movimentare un po' e di velocizzare un po' l'azione. Esce malissima questa rimessa in gioco da parte di Stangerlini. Luscietti che ha dato indietro, palla persa ancora, la guadagna Perosin, vediamo, ancora c'è questa volta il numero 11 del Conegliano Dacier che chiedeva l'ammonizione, ma anche questa volta mano in tasca per l'arbitro, poi anche per il giocatore del Villafranca si è accorto che probabilmente è il primo fallo che ha fatto e quindi lo ha graziato ancora una volta.
e quindi nessun problema in mezzo al campo. Un po' di scuse a destra e a sinistra, si potrà ricominciare a giocare con Perosin che vuol far allontanare il numero 10 Luscetti per cercare di giocare questo pallone. Proverà a metterlo dentro un traversone, vediamo se è così oppure se andrà su Magli, però Magli ritorna indietro, quindi la scelta è per questo lancio in avanti. Voleva pescare Faccioni dalla parte opposta, non c'è riuscito. Attenzione alla ripartenza del Villafranca e attenzione alla ripartenza del Villafranca. Fascia destra del campo, ancora la mette dentro, questa volta sbagliano, ma c'è un altro errore della difesa del Conegliano. Attenzione perché non è finita l'azione del Villafranca, stiamo tremando, stiamo veramente dando e offrendo delle occasioni d'oro alla compagine del Villafranca. Anche in questa occasione ha avuto la possibilità di affondare il colpo, non c'è riuscito ed è stato forse con l'esperienza di Sommacalla trattenere per la maglia il giocatore del Villafranca, altrimenti sarebbero stati veramente guai grossi per la compagine di casa che deve sistemare qualcosa tra il primo e il secondo tempo e anche prima se possibile con Doria, l'unico che ha le idee chiare di quello che sta succedendo. Poi vedete come Urbanetto invece spreca tutto dando palla a chi? A nessuno, deve correre ancora per cercare di prendersi questo pallone ma non ci riesce. Il Conegliano allora prova a ripartire dalla fascia di centrocampo, adesso ancora sulla fascia destra del campo, converge al centro, Cima che mette questa palla, attenzione, anche secondo me sono d'accordo con l'arbitro, non c'è stato assolutamente nulla, si è lasciato andare quando si è sentito tirare, si è lasciato andare nonostante il giocatore Urbanetto abbia mostrato adesso la maglia all'arbitro, però secondo me giustamente Gallo di Mestre lascia andare questo pallone, questo fallo e quindi può continuare la ripresa. Si arrabbiano nella panchina del Conegliano perché volevano il fallo a loro vantaggio, invece l'arbitro dice che è il contrario, punizione per le maglie bianche del Villafranca. Andiamo a controllare anche il tempo qui al Comunale di Abano Terme, dove al quinto minuto di gioco Stangerlini ha portato in vantaggio la sua squadra e al 32esimo, quasi da poco passata la mezz'ora, rimane questo vantaggio della formazione del Villafranca ed è adesso tra l'altro ha smesso anche di piovere qui ad Abano Terme, quindi si può giocare con un clima che è ideale per giocare a calcio, insomma, quindi nulla di problematico, deve solo trovare tranquillità la formazione di Stefano Andretta che ha buscato un gol veramente incredibile per errore del portiere e poi altre indecisioni che sono avvenute sul reparto difensivo, che strano, insomma, è sempre stato uno dei reparti difensivi più in gamba in questo inizio di stagione per la formazione giallo-blu e qualcosa invece sarà da sistemare tra il primo e il secondo tempo. Perde ancora palla i giallo-blu, la riconquistano adesso con un pallone scivolato in fallo laterale con le mani. Mette avanti il pallone, si ferma, può giocarlo Urbanetto, poi Cima ancora che cerca di andarsene, bloccato. Difesa che per il momento, difesa del Villafranca che non ha avuto grossi problemi, ha rischiato questa uscita. Stangerlini che appoggia il piattone lungo ma esce bene, un colpo di testa perfetto Sommacalla, palla che termina in fallo laterale e Stangerlini naturalmente con tutta la calma immaginabile e possibile giustamente viene a riprendersi il pallone, è pronto a rimetterlo in gioco con le mani. Bravo l'anticipo netto di Dacier che fa andare a guadagnare qualche metro a Stangerlini. Uscenti, ancora i due a giocare, esce Perosin a prendersi palla, poi la palla di nuovo conquistata dal Villafranca che gira tutto dalla parte opposta, deve stare attento, bravo Faccioni perché aveva rischiato anche un tentativo di andare in anticipo magari sbagliando il pallone, questa volta c'è riuscito, bravo ancora in uscita, adesso può ripartire il Conegliano ma la palla termina fuori, quindi si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco da parte del Villafranca. Minuto 34,
al Comunale di Abano, sempre in vantaggio la formazione del Villafranca che spinge in avanti, attenzione, il pallone controllato, ha cercato il numero, scivola invece e allora può ripartire, ancora in avanti il Conegliano, palla persa, buttata via, adesso arriva il primo cartellino. E beh, per l'8, sì, è per il numero 8 che è Fornari, ammonito, primo ammonito della gara, senza problemi la direzione di gara di Gallo di Mestre, che si consiglia anche con i suoi guardialine. Palla che rimane lì. Vediamo che cosa sceglie di fare Mosca con il pallone. Mosca che guarda la posizione dei suoi, però effettivamente davanti non si muove nessuno e quindi c'è qualche difficoltà a buttare lì palla perché favorisci soltanto la difesa del Villafranca, e così è stato. Pallone che termina fuori, attenzione a Rallo. Rallo rinvia lungo per il numero 9 Urbanetto. A detta dell'arbitro c'è il fallo, rimane a terra il giocatore in maglia bianca del Villafranca, che si fa aiutare dall'arbitro, il signor Gallo, a rialzarsi. In avanti con questo rinvio lungo Anderloni, anticipa ancora Mosca, la getta via. Urbanetto che commette fallo in scivolata sul suo diretto avversario, si ferma il gioco. Adesso c'è un po' di ritmo rallentato e si sta giocando dopo la mezz'ora una gara che ancora per il Conegliano, 36esimo minuto di gioco, che ancora per il Conegliano, dicevo, non è girata come avrebbe voluto fare. Attenzione, Rallo a prendersi il pallone, poi lo cede a Mosca per il tentativo di ripartenza con Sommacal ancora. Macal, ecco, per Faccioni, che deve entrare di più nel match perché fino adesso la fascia non l'ha fatta, con enormi difficoltà, marcature che lo hanno chiuso sempre. Allora si è scelto di andare sulla fascia sinistra del campo da Magli il più delle volte e quindi la fascia destra è stata trascurata in questo primo tempo. Perosin, indietro tutto, Perosin per Sommacal, ancora Perosin, è affidato a lui il tentativo di ripartenza del Conegliano. Perosin che va sulla fascia destra del campo ancora per trovare Faraon, per cercare di mettersi in moto, nulla di fatto. Qui abbiamo due giocatori, Faraon e Faccioni, che non sono entrati ancora in partita decisamente, non hanno preso le misure dei propri avversari e quindi si sta soffrendo. Adesso c'è un fallo, 2 uomini contro 1, ed è giustamente intervenuto l'arbitro per chiamare il fallo su Luscetti, che può usufruire di una punizione proprio all'interno del metacampo e quindi può manovrare ancora il Villafranca. Si rallenta chiaramente, e allora vengono ad uscire i giocatori, poi indietro il pallone, palla in avanti, tutto riperduto, poi Magli va a complicarsi la vita, eccolo Magli invece che prova a ripartire ma la palla è sbagliata. Adesso c'è un tentativo di andare in scivolata, nulla di fatto con Dacier che ha arretrato un po' il suo raggio d'azione. È Dacier che sta giocando un pochino più in marcatura, dà una mano a Magli perché anche Magli ha avuto problemi ad uscire dalle fasce, dalla sua fascia di competenza. Lo ha fatto sì più volte di Faccioni, però con estrema difficoltà in questa partita. Ancora in avanti quelli della maglia bianca del Villafranca, con l'autore del gol Stangerlini che salta con un pallonetto il suo diretto avversario, era Dacier, nulla di fatto, palla che termina in fallo laterale. Allora si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco per Stangerlini, che va a
servire, vediamo se sceglie di andare verso il centrocampista. Sì, Luscetti viene anticipato, può ripartire il Conegliano ma non guadagna palla a metà campo, poi scaraventa in avanti, bene Cima, adesso deve inventare qualcosa, Cima deve inventare qualcosa, vediamo se punta all'uno contro uno che va dentro, va sul fondo, la mette dentro e non c'è però il tentativo di deviazione, poi l'arbitro ha visto il fallo o la posizione di fuorigioco e quindi nulla di fatto. Però qui o si infiammano e si diventano un pochino più pericolosi Cima, Urbanetto davanti, altrimenti la situazione diventa veramente problematica e complicata, perché abbiamo visto che dietro il Villafranca non concede e immagino non concederà nulla per il resto della gara. Ancora vantaggio quindi del Villafranca qui al Comunale di Abano Terme sul Conegliano, sotto per 1-0 al quinto minuto, Stangerlini in gol, colpo di testa ancora di Mosca, bene, e allora può andare ancora a giocare, può giocarsi ancora con il centrocampo del Conegliano che manovra, adesso dovrebbe giostrare palla dalla parte opposta, ma è lenta l'impostazione. Vedete come a differenza di altre occasioni e di altre partite l'impostazione del Conegliano sia parecchio lenta. Adesso viene fuori dalle retrovie, poi c'è il fallo e allora vediamo che cosa può nascere, c'è una ammonizione oppure no? No, mi pare di no. L'arbitro giustamente concede punizione in una posizione, scusate il gioco di parole, interessante. Vediamo chi se ne occuperà dai 25-28 metri. Mentre si fanno sentire i tifosi della sponda coneglianese, due corriere, è vero, sono arrivate, 2 pullman sono arrivati da Conegliano, è un'occasione. E tante macchine, chiaramente, anche biciclette no, biciclette piove. E allora vediamo questa punizione, 25 metri più o meno, insomma vediamo che cosa nasce. Barriera, 4 uomini, 5 uomini chiesti da Anderloni, 4 uomini, sì. Cima, lui qualcosa di solito ha sempre inventato, anche in altre squadre. Parte Cima, è troppo facile, troppo lenta, troppo schematica e troppo scolastica per mettere in difficoltà Anderloni, che è un classe 2000 ha preso il pallone, ha rallentato, lo mette a terra adesso, chiaramente prendendosi tutto il tempo necessario. Conegliano ancora padrone in questo caso del metacampo, palla però che termina in fallo laterale, allora si riprende a giocare con una rimessa in gioco da parte delle maglie bianche del Villafranca, che provano a spingere al 42esimo minuto di gioco, sempre sul risultato a loro vantaggio di 1-0. Con le mani vi ricordo che il Conegliano deve fare a meno. Attenzione, prova a verticalizzare ancora Cima che invita ad arrivare Magli ha fatto tutto bene ed era Cima, 42esimo minuto di gioco, Cima per Magli, tiro in caduta, diciamo così, in scivolata a terra, palla che viene parata dal portiere del Villafranca. Una ottima occasione anche in questo caso, perché di occasioni prima del gol ne hanno avute 2 anche importanti, poi il Conegliano subito il gol si è letteralmente spento lì davanti. Non è facile giocare, soprattutto una finale e soprattutto partire poi da sotto. Vi dicevo, deve fare a meno di Davide Kais squalificato e deve fare a meno, almeno nell'11 titolare, di Paladin che è in panchina, però come avete sentito, se avete sentito le nostre interviste pre-partita, Stefano Andretta intende utilizzarlo proprio se sarà necessario, proprio per il fatto che Paladin ha qualche problemino fisico di una intensità e di una entità piuttosto grave, piuttosto seria, quindi vedremo quello che intenderà fare Stefano Andretta con il giocatore. Sta di fatto che lì davanti effettivamente oggi manca quel brio, manca quella voglia, insomma, di provarci, anche se, ripeto, essere sotto dal quinto minuto non è così semplice come essere qui in tribuna per noi. Si gioca con palla che termina
mestamente e lentamente sul fondo. Ormai anche Stefano Andretta starà pensando a cosa dire negli spogliatoi e ne avrà da dire, mentre Corghi dal canto suo si è anche seduto in panchina tranquillamente, mi pare, e quindi sta osservando i suoi, anche perché c'è poco da dire. I suoi insomma hanno sfruttato l'occasione che hanno avuto, hanno amministrato il gioco, hanno rallentato quando dovevano rallentare, hanno portato delle sfuriate in avanti quando lo hanno potuto fare. Attenzione a Cima che ha tentato il colpo di tacco, ma questa volta non è riuscito. Riparte il Villafranca, ancora una volta c'è il fallo qui, no, bene, lascia andare avanti con Sommacal che in prova di impostare. Era buona l'azione, però dorme un pochino in questo caso Cima, troppo corta per lui, non riesce, ma arriva il solito. Poi dicono che io ho un giocatore solo in testa del Conegliano ed è il numero 8 appunto Doria, però insomma quando vedi un giocatore che gioca un po' su tutti i posti del campo e ti offre quello che sta offrendo sempre il giocatore appunto in questione, beh insomma è facile ed è difficile non citarlo e non fare i complimenti a lui. Ancora in avanti, eccolo Doria, scaraventa in avanti per tentare di trovare il suo centravanti, non lo trova perché Urbanetto viene contratto dal suo difensore, nulla di fatto. Anderloni con palla tra le braccia prova a rallentare, a fermare il tempo, tutto quello che può rallentare lo può fare, chiaramente rinvio lungo oltre la metà campo, poi l'arbitro dice che basta così, arriva il 45esimo minuto di gioco, non ci sono minuti di recupero e allora si va negli spogliatoi con il vantaggio per il Villafranca di 1-0 sul calcio conegliano, gol trovato al 5° minuto di gioco dal numero 5 Stangerlini, 1-0 per il Villafranca. Linea allo studio.
Rieccoci collegati con il comunale di Abano Terme, allora ricollegati per il secondo tempo tra la formazione del Conegliano e del Villafranca. È in vantaggio la formazione in maglia bianca che vedete già in campo insieme a quelli del Conegliano. Ha segnato il numero 5 Stanghellini, portando e dando per il momento la vittoria alla sua compagine. Adesso vedremo che cosa avrà detto negli spogliatoi Stefano Andretta ai suoi, perché aveva molto, secondo me, da dire ai suoi giocatori, anche se di fronte si è trovato una squadra sicuramente importante, sicuramente una squadra molto ben allenata e sicuramente una squadra che sa come giocare, sa come impostare la partita. Dopo il vantaggio ha sapientemente rallentato, ha mosso in avanti le sue pedine con diverse ripartenze, quindi creando diversi problemi alla retroguardia coneglianese. Iniziato il secondo tempo qui al Comunale delle Terme di Abano. Manovra il Villafranca guadagnando una rimessa in gioco con le mani a favore del suo. No, non ci sono stati cambi, sono rimasti 22 del primo tempo. Chiaramente mi pare che i primi cambi li dovrà effettuare Andretta del Conegliano, perché qualche cosa bisogna pure che si inventi. In effetti vediamo, mi pare Paladin dalla parte opposta che stava cercando di togliersi la pettorina, e vedremo se sarà lui il primo ad entrare oppure, come si mormorava, Uanello che potrebbe dare manforte davanti, perché c'è bisogno di muovere l'azione in attacco. Diciamo, lo abbiamo sottolineato nel primo tempo, ci ha un po' sorpreso in negativo sia la prestazione di Faraoni, che è sicuramente, almeno secondo il mio giudizio, uno dei giocatori che sarà di mercato nel prossimo calciomercato, perché ha già avuto diverse offerte da altre squadre, però Faraoni oggi quasi non pervenuto. E sulla fascia destra, che adesso gioca qui sotto la tribuna, Faccioni, altro giocatore che è importante per il Conegliano, soprattutto per la spinta sulle fasce laterali, che sono un po' la caratteristica di questa squadra. Insomma, nel calcio poi non è che si inventi nulla, insomma, le fasce sono sempre esistite, metti dentro il pallone, cerchi il tuo centravanti, cerchi la punta, insomma, speri aia una botta, un calcio di Perosin. Un calcio di Perosin che poi si allontana come se il caso non fosse suo, dice bah, io non ho fatto niente, e prova ad allontanarsi, ma l'arbitro mette mano al taccuino e ha ammonito Perosin. Ah, no, ha ammonito il 5, Sommacal. Allora, ha ammonito Sommacal, non Perosin. Pensavo fosse stato Perosin a commettere il fallo, invece deve essere stato Sommacal, che anche lui stava allontanandosi come se il caso non fosse suo. Si rialza il giocatore Marchetti, rimasto a terra in precedenza su questo fallo. Può manovrare ancora il Villafranca, che deve adesso ulteriormente controllare. Vi ricordo che in caso di parità saranno necessari supplementari e eventualmente rigori. Batte in avanti, palla guadagnata ma con fallo. Sì, si è appoggiato sulle spalle, sono perfettamente d'accordo con il signor Gallo, che adesso dice ai giocatori del Conegliano, in particolar modo a Perosin, basta protestare, pensa a giocare. Questo è un po' in sintesi quello che può avergli detto. E Perosin, ah no, pensavo avesse esagerato, invece sbagliata la punizione, la posizione della punizione da battere. 3 minuti e 30, si è perso gran parte di questo tempo per protestare e per falli, non si è visto assolutamente niente in questi 3 minuti. Vanno a scaldarsi 4 giocatori del Conegliano e 2 per il Villafranca. Prova a mettere a terra palla Doria, poi la perde, arriva Faraon, ma c'è il fallo in copertura
e allora può giocare ancora il Villafranca dalla parte destra del campo, la manovra, ma vedete come adesso provi ad addormentare il gioco giustamente, poi il lancio lungo in avanti del portiere Anderloni, palla controllata ancora dalla formazione in maglia bianca del Villafranca, anticipo bravo di Faccioni che deve muoversi, poi palla che non la trova più e allora Marchetti in avanti, bel taglio di campo, la lascia scorrere intelligentemente, indietro il pallone, poi da scordare questo tiro di Luscetti, Abebe Luscetti, un 2004 che termina abbondantemente alto sopra la traversa difesa da Rallo e sul fondo chiaramente, prova a ripartire la formazione in maglia giallo-blu, altra ammonizione, mi pare lo stesso Abebe Luscetti ammonito per il fallo che ha commesso lì sulla fascia destra del campo. Lascia Rallo, 5 minuti. 5 minuti e 11 di gioco qui al Comunale delle Terme di Abano, si gioca il secondo tempo, tutti raggruppati i giocatori sia del Conegliano che del Villafranca sulla fascia sinistra del campo, poi cercano di allontanare il pallone, ci riescono, palla che termina fuori. Spinge in avanti adesso, deve farlo il Conegliano. Con le mani, rimessa che cercherà una rimessa lunga. Palla che viene messa dentro, palla che torna fuori, ancora Marchetti, è un bel duello questo. Adesso il fallo è dello stesso Marchetti. Rimane allibito. Ha ripreso subito a giocare il Conegliano, la butta dentro, ma è troppo lunga, troppo brutto questo cross cercato da parte del giocatore del Conegliano. Nulla di fatto, mi pare che sulla panchina si stiano muovendo, mi pare che sia stato richiesto di accelerare il riscaldamento, quindi Andretta potrebbe essere pronto a mandare sul terreno di gioco le sue giocate. Fuori gioco, si alza la bandierina, del guardialine proprio sotto la tribuna. Anderloni, colpo di testa ancora a spezzare il gioco da parte di Faraon, che prova ad entrare in partita, anche se vi ho detto, secondo me poco o nulla, si è visto poco. Ho pensato forse più a interrompere le trame di gioco piuttosto che, come di suo solito, provare ad impostare il gioco dei gialloblu. Tutto dalla parte destra del campo, gioca il Villafranca che prova a mettere dentro, ma una deviazione in fallo laterale da parte della difesa del Conegliano. Palla che viene giocata ancora dagli uomini in maglia bianca di Corghi, che mette dentro questo pallone, non si muove Rallo. Non si muove Rallo, in questo caso fa bene a rimanere lì sulla linea di porta, però sempre abbastanza rischioso. Prova Faccioni a venire avanti, palla che viene messa in fallo laterale da Marchetti e allora guadagna una rimessa in gioco Faccioni. Faccioni si muove, non riceve Cima, lo ha visto scattare però l'ho lasciato andare. Allora Doria che deve tornare indietro, va da Sommacal. Doria, Sommacal, attenzione a non perdere la palla qui perché è sanguinosa. Prova a girarsi, non guadagna nulla, vi ho detto deve stare attenti perché queste palle perse lì è la seconda volta che rischiamo. Marchetti che va per le terre, l'arbitro è lì a 2 passi, secondo me c'è il fallo. No, sì, c'è il fallo, in effetti c'è il fallo e guadagna il calcio di punizione. Conegliano che
veramente sta subendo, sta soffrendo, non l'ha mai fatto in campionato, non ha mai subito così tanto, si capisce la diversità di questo Villafranca rispetto alle squadre che fino adesso ha incontrato il Conegliano, con cui non aveva mai patito, diciamo così, più di tanto in zona difensiva. Oggi invece grandi difficoltà, a cominciare dal gol subito da Rallo, poi con qualche indecisione della linea difensiva che veramente non ci aspettavamo. E allora il Villafranca può mettere dentro questo pallone, sono tutti dentro a chiamare, rimangono 4 uomini fuori del Villafranca, mentre tutto il Conegliano, tranne Doria, mi pare sia fuori, all'interno no, tutto a posto, palla che viene bloccata ma non trova nessuno Rallo, perché davanti ci sono soltanto maglie bianche. Adesso arrivano, però deve andare con le mani a pescare ancora Faccioni che va a pescare lungo Cima, però Cima, attenzione, può approfittarne, no, cosa è successo? L'arbitro, anzi coadiuvato dal guardialine, ha alzato la bandierina e ha fermato il gioco, o era in fuorigioco, già ha giudicato fuorigioco di ritorno, o fallo? Io non l'ho visto però. Vabbè. Sì, probabilmente sì. L'aveva fatta talmente bene che non ce ne eravamo accorti, almeno. È stata un po' di sorpresa un pochino per tutti. In avanti ancora, viene bloccato Conegliano, Doria prova nel caos, nel marasma, adesso viene beccato in avanti Cima che va dentro, deve metterla rasoterra per un suo compagno che non ci arriva perché viene anticipato dal difensore del Villafranca. È un Villafranca che gioca senza problemi, senza paura. Marchetti qui sulla fascia sinistra del campo, 1 contro Faccioni, che gli dà troppo spazio per questo giocatore, non puoi lasciargli 3 metri liberi a questo qui, perché altrimenti succede anche questo. Vedete Rallo che fortunatamente ha messo le cose in chiaro, si è pulito la testa dopo l'erroraccio al 5° minuto che è costato il gol che dà la vittoria per il momento alla formazione del Villafranca. Viene in avanti Faccioni ancora, Faccioni che verticalizza ma non trova pronto il giocatore, anche in questo caso anticipato nettamente. Stanno giocando puliti e molto bene quelli del Villafranca, nulla da dire. Va in scivolata a mettere in fallo laterale la palla e allora si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco per la formazione del Villafranca, che esce tranquillo, ragiona. Ne approfitta anche Corghi per dare qualche indicazione al suo giocatore mentre si avvicinava alla panchina. Viene in avanti, viene fermato, allora può ripartire Cima ancora che lancia lungo in verticale. Attenzione che è buona questa azione, deve prendere posizione con questa palla che arriva. Cima ancora uno sbaglio, il tiro molto brutto, poi ci riprova ma ancora non ci siamo. Ha tentato il tiro a giro sul secondo palo ma nulla di fatto con qualcosa che serve fare dalla panchina, e allora Stefano Andretta deve assolutamente cambiare qualche cosa e deve, secondo me, gettare nella mischia Uanello, cercare naturalmente di rinforzare lì davanti. E abbiamo visto e abbiamo sentito nelle pre-interviste come Paladin, se intende sfruttarlo, lo sfrutterà negli ultimi minuti di gara se necessario, oppure lo terrà per il proseguo del campionato. In avanti ancora il Conegliano, che adesso deve provare a spingere, deve provare con tutta la sua forza a ribaltare la partita, o quantomeno a riportarla in parità e costringere il Villafranca ai tempi supplementari. 12° minuto di gioco, ancora Marchetti, troppo spazio Marchetti da Faccioni, troppo spazio, lì è troppo pericoloso, la mette dentro ed è ancora un pericolo, però attenzione Faccioni, bisogna stringere la marcatura perché così non può dare tutto questo terreno e questo campo. Allora Perosin, che però vedete non trova spazio e non trova giocatori davanti a farle in movimento. Faccioni ancora cerca la finezza, però non sono partite da finezza, quindi queste messe sull'1-0 poi a sfavore. Faccioni, cambio nelle file del Conegliano ed entra Uanello al posto di Doria. Allora tirano fuori il mio giocatore preferito e mettono Uanello. Ok, allora al minuto, lo vediamo subito, al nostro potentissimo
Chrono Quartz, 13° minuto di gioco, quindi prima sostituzione nelle file del Conegliano. Quindi Stefano Andretta tira fuori un metronomo e mette dentro una punta, Uanello rinforza, qui giochiamo, stiamo quasi giocando a 4 punte perché insomma lì davanti adesso c'è bisogno. Cima con il numero 9, Urbanetto, oggi anche lui non in grande giornata fino a questo momento. Faraon che ha preso il posto di Doria un po' a fare il metronomo lì davanti alla difesa. Bella palla in verticale, però la palla non passa e allora può controllarla il Villafranca che va tutto indietro dal proprio portiere Anderloni. Ho segnalato prima, classe 2000, rinvio lungo sulla metà campo, blocca tutto, può giocare ancora con Perosini in mezzo al campo che detta legge dalla parte opposta, può giocarla ma viene sprecato il pallone. Marchetti, anzi no, fallo. Villafranca che velocizza, sempre sulla fascia destra, ancora blocca il Conegliano. Guardialine che lì a 2 metri dice che è palla guadagnata dalla compagine del Conegliano. Allora viene in avanti ancora, palla che termina fuori, palla che viene scaricata in fallo laterale. Con le mani per una rimessa in gioco dopo la sostituzione di Doria con Uanello. Adesso viene avanti ancora il Conegliano, guadagna una punizione importante la formazione di Stefano Andretta. Vediamo. Vediamo che cosa nasce da questa punizione. Arriva Sommacal in mezzo al campo, poi vediamo chi andrà alla battuta con e allora è Cima che va alla battuta mentre Andretta dalla panchina sta dando indicazioni ai suoi. Si muove un po' in mezzo tutto quanto, è una palla violenta, è una palla che stava per finire in rete con una deviazione, poi dentro ancora nella mischia. Niente da fare, va per cercare di riprenderla Cima, non ci riesce, allora prova a ripartire il Villafranca, bloccato sulla linea di metà campo dalla formazione giallo-blu del Conegliano. Attenzione a Faraon. Rallo che esce dall'area, lancia lungo, sbagliando anche questo rinvio. Se finisce così non sarà una bella nottata per Rallo. Partita che l'ha segnata lui e quindi ci auguriamo che per il portiere di casa, insomma che per il portiere giallo-blu possa cambiare questo confronto, perché altrimenti sarà veramente una nottata dura da passare. La Befana gli ha portato un gol, però nella propria porta questa volta. E allora viene in avanti ancora la formazione del Villafranca, fascia destra del campo, 1 contro 1, subisce il fallo, sì, l'arbitro ferma tutto, adesso c'è anche la bravura, c'è un cambio intanto nelle file del Villafranca e allora vediamo chi entra. Allora esce Ballarini ed entra il numero 13 Brunazzi. Allora questo succede al minuto, andiamo a controllare. Diciottesimo minuto di gioco con Ballarini che ha fatto il suo dovere lì davanti.
facendo girare palla a destra e a sinistra. Entra Brunazzi, è entrato Brunazzi, butta dentro questo pallone, è lungo, lunghissimo, lo lascia sfilare Rallo. Insomma Faraon getta palla lì, un rischio ogni volta. Buonello che va a prendersi questo pallone, poi aveva tentato il colpo di tacco, ma avrei preferito un'altra giocata lì piuttosto che questo velleitario colpo di tacco che non è servito a nessuno. Servito soltanto al Villafranca a prendersi questa rimessa in gioco con le mani da giocare. Palla che viene gettata in avanti ancora per giocare questo pallone ancora con la fascia e sulla fascia destra del campo. Attenzione, anche in questo caso rischiano un pochino, però Anderloni poi la fa viaggiare questo pallone, la vuole lontano dalla sua postazione. C'è il fallo difensivo del Conegliano. Sono tutti falli e sono tutti stop del minutaggio che va a favore proprio del Villafranca, quindi batte destra-sinistra, ancora in avanti, palla che termina fuori, se la porta fuori direttamente Gardini ha portato fuori il pallone, adesso con le mani prova a giocarlo sul numero 9 Urbanetto. Sono poche idee e tra l'altro un pochino confuse anche, e quindi palla che adesso Anderloni è pronto per giocarla, si prende tutto il tempo necessario per rallentare il gioco e per far correre il cronometro. Fallo. Vedete come diciamo la bravura, l'esperienza dei giocatori del Villafranca stia facendo rallentare il ritmo e guadagnare fallo su fallo, spostando in avanti tutto il baricentro e spostando in avanti la formazione di casa, costringendola, in questo caso la formazione di casa, intendevo il Conegliano, che si deve difendere. Prova a ripartire il Conegliano, no, perché una finta per andare quando avevi già lo spazio per andare, poi sei ritornato indietro. Cima, qui è un po' un errore del giocatore Cima, sempre generosissimo per carità, però in questo caso e in questo momento gentilezza lasciarla a casa. Ancora il fallo che non c'è, dice giustamente l'arbitro, il signor Gallo. Attenzione a Marchetti che poteva provarci, però troppo lungo per lui, non ce l'ha fatta. Esce Rallo questa volta bene, palla che termina in fallo laterale, palla lunga con la formazione in maglia bianca del Villafranca che va a giocarla con le mani. Blocca sulla metà campo ancora, non ci sono giocate da parte dei gialloblu, da parte del Conegliano. Primo tempo che forse ha visto giocare sul possesso palla di più il Conegliano, però il gol l'ha fatto il Villafranca. Vediamo. Era il fallo. Ancora si gioca qui al Comunale di Abano. Vantaggio del Villafranca per 1-0 con gol di Stanghellini. Verticalizzazione tentata, non riuscita però. Alla in avanti una spinta di Perosin, poi il fallo. Si sbraccia anche Corghi dalla panchina chiamando questo fallo che l'arbitro ha visto e che quindi dà alla formazione
doppio cambio per il Conegliano. Doppio cambio per il Conegliano, che quindi vediamo. 23esimo minuto di gioco, allora ci sono 2 cambi per il Conegliano. 2 cambi per il Conegliano, allora entra Masoc e Paladino. sì, ed escono Faccioni e Faraon. no, Faraon no. Come sia, chi è che è entrato? 26 minuti ancora 1-0 del Villafranca sul Conegliano. Chi è che è entrato? Aspetta che vediamo. E allora stiamo controllando, è entrato il numero 14 mi pare, Masoc. Florian e Floris, Faccioni 2, no, è il numero 7 Faraon, però stiamo un attimo verificando perché Allora, potrebbe essere entrato il numero 14, è entrato Masoc sicuramente. Masoc è entrato sicuramente, quindi ok. sì, andiamo a confermare, è entrato Masoc e Paladin. Paladin è un attaccante che non era al massimo del Allora, Paladin è stato fatto entrare, lo avevamo sentito nel pre-partita da Stefano Andretta, solo se c'era un bisogno lo avrebbe fatto entrare, lo avrebbe rischiato, quindi allora vediamo, sì, forse Faraon e Faccioni sono usciti e sono entrati Masoc e Paladin. Allora, è uno schieramento da parte di Andretta che si gioca tutto, insomma. Chiudiamo un po' perché arriva un po' di fresco dalla tribuna. Allora, palla che viene lanciata lunga fuori, un solo cambio intanto per il Villafranca, giustamente, che attende di vedere cosa fa. Adesso viene in avanti il Conegliano, mette dentro questo pallone che viene ancora salvato dalla difesa del Villafranca, tutto in avanti ancora un assalto a centrocampo, una mischia terrificante, poi in qualche maniera esce il Villafranca con palla tra i piedi e allora Marchetti sulla fascia sinistra del campo, cambia tutto dalla parte opposta, esce Rallo ancora con un pallone che sembra essere un'anguilla oggi per Rallo. Anche in questo caso Marchetti va a riprendersi questo pallone, vedete come la difficoltà in uscita, cosa mai vista del Conegliano, vuoi anche perché c'è una squadra di caratura sicuramente importante davanti. E allora Masoc che viene in avanti con il numero 14, poi ancora per Cima 1 contro 1, va dentro in area, lo costringono ad andare fuori, palla che non tocca nessuno del Villafranca e allora guadagna una rimessa dal fondo il portiere Anderloni, che guadagna quindi questa rimessa e la effettuerà con tutta la calma immaginabile e possibile per guadagnare naturalmente secondi preziosi. E allora 4 uomini a scaldarsi per il Villafranca, ma con poca intenzione di cambiare qualche cosa, o se lo farà Corghi lo farà soltanto nei minuti finali per cercare naturalmente di rallentare ulteriormente il gioco e di far perdere ulteriormente minuti preziosi per la rimonta tentata del Conegliano. È una rimonta tentata che per il momento se ne va Marchetti, bloccato però in seconda battuta, poi c'è un fallo da parte, attenzione, stava succedendo un po' un battibecco tra i due giocatori, però poi riappacificati immediatamente, nulla di fatto, nulla di pericoloso. Viene in avanti ancora la formazione nel Masoc che va dentro ancora, Masoc che alza la testa, era buona questo pallone. Non è Paladin. Sì. Allora cambiamo perché al 26esimo non è entrato Paladin ma è entrato Floris. Noi lo ricordiamo, siamo anche un pochino distanti, poi se le lavagnette non vengono girate dalla parte giusta esce l'8 entro il 13, se non siamo ciechi tutti. Allora
Granziera, no? Allora, fuori Fornari, che tra l'altro era... Ah, allora, dentro Malavasi e fuori Fornari, che tra l'altro era stato il primo ammonito in precedenza. Quindi andiamo a controllare il minuto anche. È il 29esimo minuto di gioco del secondo tempo. Dentro Malavasi, fuori Fornari. Lo preserva Corghi, è stato ammonito nel corso del primo tempo. Fornari era il primo a finire sul taccuino dell'arbitro, il signor Gallo di Mestre. Palla indietro, adesso ulteriormente frenata la formazione del Villafranca, non ha ragione, lascia sfogare quelli del Conegliano che, dobbiamo dire, anche con l'inserimento, anche con gli inserimenti fatti adesso da Stefano Andretta, si trova di fronte una squadra che è quadrata, non ha avuto nessun problema a registrarsi, ha patito solo i primi 2 minuti del primo tempo con 2 occasioni che il Conegliano avrebbe fuori gioco, che il Conegliano avrebbe dovuto sfruttare meglio, e allora la partita forse, come si dice in questi casi, sarebbe potuta cambiare. Però poi al quinto minuto c'è stato questo erroraccio di Rallo che ha spalancato la porta alla Villafranca, che poi però ha mantenuto salde le redini del gioco, anche se forse a livello di possesso palla, però io dico sempre che con il possesso palla non si vincono le partite, però il possesso palla era a favore del Conegliano, però è contato, per il momento conta ben poco. Marchetti che va per le terre, insomma, ci sta. Toccato, ma non tanto, insomma, però insomma si sente. E qui naturalmente già si pensa a chiudere questa finale, insomma, senza magari, qui non facciamo contenti i tifosi del Conegliano, senza magari dover ricorrere appunto al pareggio, che vorrebbe dire tempi supplementari, e poi eventualmente in caso di parità ancora i rigori. Una finale che si è inquadrata subito al quinto minuto di gioco e ha preso la strada del Villafranca per il momento. Vediamo questa punizione. Adesso 2 uomini in barriera per il Conegliano, Rallo che dirige i suoi da centro area, ancora un pallone scagliato verso il portiere che non si fida di bloccarlo, questa volta lo lancia lungo con i pugni, e allora c'è il tentativo di allontanare il pallone il più possibile verso la porta di Rallo, che la conquista. C'era un fallo, quindi un fallo di posizione. In avanti ancora la formazione del Conegliano con Pelosin che non trova sbocchi, deve fermarsi lì. Vedete come il Villafranca abbia alzato, nonostante, vedete, le linee si alzano e vanno a pressare alto, però non ha mai sofferto, quindi bene Marchetti. Palla che viene conquistata a centro area dalla Boa, poi tutto dalla parte opposta, a destra il pallone, la mette giù delicatamente, prova ad andarsene, ci riesce anche. Bel numero questo, bel numero fatto dal giocatore del Villafranca. L'arbitro non infierisce sul giocatore del Conegliano, lascia andare, non ammonisce, ma ci stava, secondo me. Aveva fatto veramente una splendida giocata, se n'era andato in mezzo a 2 uomini. Viene in avanti ancora il Villafranca, la butta via, la butta lunga, ma non arriva Rallo a farla sua con la parata. La prende, poi aspetta la posizione dei suoi, ma si gioca sempre qui, troppo vicini e troppo lenti, soprattutto nelle ripartenze. Rallo, un rischio con questo rasoterra, palla in avanti ancora sulla fascia, blocca tutto Villafranca ancora dalla parte opposta, può giocarla, alza la testa. E allora sempre Marchetti libero qui sulla fascia sinistra del campo, ha chiamato in un paio di occasioni il pallone. Intanto si prefigge un altro cambio nel Conegliano.
Un altro cambio nel Conegliano, vediamo chi entrerà adesso. Ragazzi, esce il 3 e fin qui ci siamo, ed entra il numero 13. Allora, il numero 13 è Granziera, quindi Granziera al posto di Magli. 34esimo minuto di gioco. Granziera. Con le mani il Villafranca prova a manovrare uno degli ultimi palloni. Ancora in avanti, nulla di fatto. Palla che viene, c'è il fallo del giocatore ammonito. Ammonito. Chi è? Maccarone? Allora pare Maccarone. E allora Maccarone ammonito, finito sul taccuino dell'arbitro. Troppo spazio, troppo ampio il buco che c'è tra la difesa e il centrocampo del Conegliano. Deve stringere un po' i tempi, il colpo di testa, e c'è il gol del Conegliano che va a pareggio. Urbanetto che si è svegliato d'improvviso su cross. È stato un cross, non abbiamo neanche visto, credo stavamo seguendo la parte centrale. Urbanetto in mezza rovesciata. E in scivolato, un tiro al volo di sinistro, ha mandato la palla a insaccarsi imparabilmente. E allora 35esimo minuto del secondo tempo, 35esimo minuto, riapre la gara il Conegliano, la fa con Urbanetto che con questo gol in mezza rovesciata, in mezzo all'area, dice che il Conegliano non è morto e allora vuol provarci. 1-1 il risultato, e adesso attenzione perché qui calano anche le ombre sul terreno di gioco di Abano, fari già accesi, ed è una partita che adesso vediamo se il Conegliano ha la forza di provare a giocarla a viso aperto. Cima che viene anticipato da Anderloni. Vediamo se il Conegliano prova a giocarla a viso aperto, perché ormai non c'è più nulla da fare, nulla da perdere, quindi attenzione a Marchetti però, ragazzi, perché questo mette a terra ancora pallone, uno contro uno, e l'ha vinta ancora una volta, ha vinto il dribbling in area furibonda, palla che viene fuori ancora con il Villafranca che adesso ha deciso di spingere, la deviazione va in fuorigioco e va in fallo. Calcio d'angolo, primo calcio d'angolo o secondo calcio d'angolo al massimo, se non ricordiamo male, per la formazione del Villafranca. Adesso è partita aperta, adesso è partita che non ha più nulla da dire sotto il profilo di schemi di gioco, perché adesso mancano una decina di minuti e quindi ognuna delle due squadre vuole tentare il colpo per non andare ai supplementari, chiaramente. Mette dentro questa palla, attenzione al colpo di testa, ci arrivano quelli del Villafranca, sempre primi, puntuali, però questa volta la palla termina alta sopra la traversa, e allora vediamo quali istruzioni ha dato Stefano Andretta alla panchina, se proviamo a rallentare ed andare ai supplementari oppure se vogliamo velocizzare il tutto, ma mi pare proprio che Rallo rallenti ulteriormente il gioco, quindi vuole la sistemazione dei suoi davanti. Però ci sono una miriade di maglie bianche in marcatura sui coneglianesi che hanno optato e spostato in avanti il proprio baricentro con 4 punte. Si sta giocando Urbanetto, Uanello, Cima, insomma attenzione a Marchetti
prende palla, stoppa, 1 contro 1, il duello che è forse uno dei più belli qui sulla fascia sinistra del campo. Questa volta sbaglia, però Marchetti la mette sulla testa di un difensore del calcio conegliano. Poi il fallo su Urbanetto, l'autore del gol, l'arbitro dice che però il fallo è lo stesso Urbanetto e allora si può riprendere a giocare ancora con Marchetti, sempre lui, infaticabile, sulla fascia sinistra del campo. Ancora prova a trovare il suo compagno in mezzo, ma trova una deviazione di un giocatore del conegliano, Urbanetto, che la tiene, la conquista e la porta lui al compagno di squadra che stava complicandosi la vita. Poi adesso incomincia a farsi sentire anche la stanchezza, ragazzi, perché il campo naturalmente si è un pochino allentato, è diventato un pochino più pesante, quindi cominciano a sentire questi minuti sulle gambe. Colpo di testa ancora in avanti, il conegliano deve provare a portarsi qui metà campo, stiamo un po' soffrendo, il gioco lo imposta sempre il Villafranca, vedete, sinistra-destra, e allora prova a mettere dentro questo pallone sicuramente, adesso ci riprova andando ancora a cercare la manovra. Palla che rimane lì. Hanno rallentato sicuramente entrambe le squadre, calcio d'angolo per la compagine del Villafranca maglia bianca. Sono spenti i tifosi del conegliano dopo aver trovato il gol, si erano accesi improvvisamente, adesso hanno un po' entrambe le tifoserie, hanno un po' di paura, perché a questo punto sai che se segni adesso uno dei due se ne va a casa direttamente, mentre poi se andiamo ai supplementari lì sarà da vedere un po' tutto. Il colpo di testa, attenzione con il colpo di testa tentato, questa volta Rallo c'è, si accartoccia, prende palla ed è pronto al rinvio. Subito posizionata la squadra di Corghi, ben posizionata, vedete, non lascia nessun spazio. Rallo è costretto ad uscire dall'area di rigore, è quasi a centrocampo. Lancio lungo, rinvio per provare a trovare sia Guanello che Urbanetto, nessuno dei due. Masocchi indietro, il colpo di testa non arriva da Perosin e allora può ripartire il Villafranca ancora. Maglia bianca che ormai si sta sporcando dal terreno di gioco. Palla in fallo laterale, guadagna il fallo laterale il conegliano, non è d'accordo il giocatore del Villafranca che manda a quel paese il guardialinee dalla parte opposta della tribuna. Conegliano che prova a giocare, vuole provarci giocando con testa, non buttando in avanti il pallone. Vediamo. 41esimo minuto di gioco, 4 al termine più eventuale recupero, qualcosa ci sarà da recuperare perché ci sono 4, 5, 6 cambi, insomma qualcosa da recuperare ci sono, altri 3 o 4 minuti ci saranno sicuramente. Attenzione però, attenzione, Conegliano che si chiude a riccio, non riesce ad andare al tiro il Villafranca e allora può ripartire il Conegliano, lascia il vantaggio perché la palla è proprio dei gialloblu, viene in avanti ancora il tentativo di andarsene, cerca Guanello di fare il numero, però palla che termina sui piedi dei giocatori del Villafranca, con il Villafranca che la rimette in avanti. Forse c'era un fallo, l'arbitro lascia correre, no, ferma tutto e quindi c'è il fallo per quanto riguarda la formazione in maglia bianca. Villafranca che andrà alla battuta. Altro cambio per il Villafranca. Allora esce Ciuffo ed entra Meneghini. Meneghini è un 2000. Allora Meneghini al posto di Ciuffo. Un Ciuffo che nel primo tempo aveva avuto una bella occasione per trasformare e portarsi subito sul 2-0. Era stato anticipato anche per uno strattonamento da parte di un difensore del Conegliano, però insomma aveva avuto questa bella occasione, poi svanita per la formazione del Villafranca, per la formazione di Corghi. Viene in avanti la formazione del Villafranca, c'è una punizione che tra poco verrà battuta. In area ci sono 6-7 giocatori del Conegliano, 4 sono quelli del Villafranca. Vediamo la battuta
che va su un giocatore del Villafranca, il tiro subito e la deviazione in calcio d'angolo, ed è il terzo calcio d'angolo per la formazione del Villafranca. Maglia bianca ancora per questa giocata. E allora riprende anche a piovere qui allo stadio di Abano, con pallone che viene scaraventato in mezzo, lo mette ancora in calcio d'angolo ed è il quarto calcio d'angolo per la compagine del Villafranca. Maglia bianca, il Villafranca dovrà mettere dentro questo pallone in mezzo all'area, non arriva nessuno. In maglia bianca c'è un urlo e va per le terre un giocatore del Villafranca che si rotola a terra, poi c'è la traversa su questo traversone. Era stato Luscetti ad andare ad effettuare questo traversone che era finito sulla traversa. Palla che poi si è persa, è riuscito a riconquistarla. «44 minuti di gioco», 3 o 4 minuti sicuramente ci saranno, se non 5, di recupero. Adesso mi pare è entrato Paladin, forse. Vediamo se è stato effettuato un cambio oppure no del Conegliano. Non lo so. No, sì, recupero. 4 di recupero. 4 di recupero, tutti da giocare qui al Comunale. Attenzione, uno sbaglio con Cima che prova ad approfittarne, non riesce ad andarsene. 1 contro 1 ancora, si gira, prova ad andare, prova ad inventare qualcosa di suo, non ci riesce. Poi sono in 2 del Villafranca ad aver ragione, allontanando il pallone. Marchetti lo fa girare su Luscetti dalla parte opposta, e allora molto bella questa azione del Villafranca, che quando si distende così è veramente molto bello da vedere. Ha cercato di impostare dalla parte opposta, poi tutto in scivolata, perché ormai il campo incomincia a cedere, anche se è un terreno veramente perfetto. Rallo di pugno e c'è il gol con l'uscita di Rallo al Malavasi. Ha segnato Malavasi, e allora Malavasi ha segnato ed era al 44esimo minuto di gioco, 45esimo minuto di gioco. Malavasi ha segnato su questo errore, possiamo dire ancora una volta, un rinvio di pugni. Il cross di Gardini. Allora, in questo caso forse l'errore del portiere è meno grave del primo erroraccio, però è stato anche fortunato Malavasi, perché era lì, si è trovato il pallone un po' alla Rugani dell'altra sera della Juventus, però insomma l'importante è essere lì, si dice, no? E quindi Malavasi c'era e ha portato e ha regalato il vantaggio, il 2-1. Avevate visto però che comunque in ogni caso
chi ha cercato di attaccare in questi minuti finali è stato il Villafranca, non certamente il Conegliano. È un altro modo di giocare, è un'altra, possiamo dire, forse non un'altra categoria, però è una squadra che ha sicuramente un valore più alto a livello di singoli e a livello di gioco, dimostrato quest'oggi contro il Conegliano, non c'è nulla da dire. Viene in avanti ancora il Villafranca, adesso speriamo non vadano a complicarsi la vita i giocatori del Conegliano commettendo falli inutili che poi peserebbero sul prosieguo, però insomma lasciamo così, non c'è nulla da recriminare, è un 2-1 che per il momento è effettivamente il risultato giusto, diciamolo. Come vi dicevo in precedenza, il Conegliano anche sull'1-1 ha cercato di chiudersi, di riprendere fiato, di provare ad andare ai supplementari, perché evidentemente qualcosa non ha girato nel verso giusto quest'oggi per il Conegliano, e lo si è visto, mentre il Villafranca ha giocato a viso aperto, vi dicevo in precedenza, secondo me di una caratura tecnica e tattica più importante e più forte sicuramente questa squadra rispetto al Conegliano, con tutto il bene e con trovare situazioni difficili, situazioni complicatissime per loro. Viene buttata in avanti, è un assalto questo, ed è giusto che sia così. C'è il calcio d'angolo, è il secondo mi pare, se non erro, da parte del Conegliano, e allora Conegliano tutto in avanti, tutti dentro, manca soltanto Rallo, perché adesso potrebbe andarsene in avanti anche lui. Si alza la bandierina del Guardialine e l'arbitro non lo vede. Adesso forse è finita, triplice fischio dell'arbitro e finisce qui la gara tra il Conegliano ed il Villafranca. Gioisce il Villafranca chiaramente e si dispera, se così si può dire, il Conegliano. Allora noi per il momento ci fermiamo qui, scendiamo in campo e andiamo ad intervistare qualche personaggio che ha disputato appunto la gara. A tra poco. Ci sono le premiazioni in campo. Rimanete per un'ora sugli spalti per assistere a tutte le premiazioni della partita. Hai messo via? Attenzione, la società Villafranca Veronese si è aggiudicata la Coppa Italia fase regionale stagione sportiva 2023-2024.
Passiamo ora alle premiazioni, invitando cortesemente i giocatori delle squadre finaliste a schierarsi davanti al tavolo delle premiazioni. Allora ci siamo, vediamo se riusciamo ad avere naturalmente qualcuno del Villafranca, chiaramente. Allora vediamo se vado a recuperare il tecnico. E allora, diciamo che è finita bene. Sì, è finita bene, è stata una bella partita equilibrata, è un 50-50, noi abbiamo avuto la bravura e la fortuna di fare 2 gol su 2 episodi, ma molto bene anche il Conegliano, devo dire, insomma, ci ha messo in difficoltà soprattutto il primo tempo, noi abbiamo sofferto, dopo il secondo tempo insomma, ci meritavamo secondo me la vittoria il secondo tempo, ecco, magari il primo tempo un po' meglio loro, il secondo tempo noi, però insomma è così, il calcio è così, insomma. Il calcio è così, io ho sottolineato che comunque voi qualche cosina in più ce l'avete. Loro salgono dall'eccellenza, voi siete scesi con giocatori, avete rinforzato anche adesso, insomma con giocatori che hanno fatto un po' la differenza in campo. Sì, no, diciamo che io non sottovaluto il Conegliano perché va bene, è salito, però tutti i giocatori di categoria superiore, quindi indubbiamente hanno un'ottima squadra anche loro. No, devo dare atto ai miei che hanno giocato con umiltà, hanno avuto la pazienza di aspettare, fare gol a 2 minuti dalla fine, non si era messa bene perché avevamo pareggiato, però insomma non siamo mai disuniti e quindi questo è l'importante. Ecco. Cosa? Io ho visto che voi a un certo punto sull'1-1 ci credevate più di loro, sì. E questo, vedi che... Sì, ma anche il secondo tempo tutto forse siamo stati migliori noi il secondo tempo, ecco, quindi questo atteggiamento, questa forza, magari stavamo meglio noi, ecco, e quindi insomma ci abbiamo creduto, ecco, indubbiamente dopo è venuto fuori il secondo gol. Bella Befana comunque, mister. Ma sì, dai, va bene così, dai, la ringrazio, complimenti per l'organizzazione, complimenti. Grazie. Ringraziamo mister Corghi. Allora vediamo se abbiamo da qualche parte qui anche il tecnico del Conegliano, partita che è finita male per quanto riguarda appunto la compagine coneglianese. Sta arrivando il mister. E allora pensavo di arrivare prima da te, invece ho fatto Corghi perché hanno vinto e devo dire, Stefano, non so se sei d'accordo con me, un buon primo tempo il vostro. Nel secondo tempo io ho detto a Corghi, voi avevate la voglia, anche dopo l'1-1 loro avevano un pochino più voglia di concluderla prima dei tempi supplementari. Ma io no, sinceramente non credo, nel senso che noi il primo tempo sicuramente abbiamo fatto un primo tempo importante dove abbiamo avuto 2 o 3 occasioni credo piuttosto nitide. Come si dice sempre, se trovate il gol all'inizio cambia la partita. Sì, no? Poi per carità può cambiare anche a favore loro, però io credo che per 90 minuti, 95 minuti l'atteggiamento della mia squadra sia stato un atteggiamento importante. Io veramente ho solo il rammarico per una sconfitta che sul campo secondo me non è stata assolutamente meritata, per cui io mi tengo una prova nei 90 minuti in prospettiva importante. Questi ragazzi qua secondo me sono dei ragazzi che hanno tanto e veramente mi hanno reso orgoglioso della prestazione di oggi. Tu l'avevi detto però che loro erano una bella squadra, lo hanno dimostrato, hanno dei giocatori di un certo livello, di un certo spessore. Sono 2 squadre che su 32 sono arrivate alle finali. Se loro sono formati da giocatori sicuramente di qualità, oggi secondo me i nostri hanno dato dimostrazione di non essere secondi a nessuno, per cui tanto più valore alla prestazione della mia squadra, che se non fossero stati gli episodi singoli probabilmente staremmo parlando di altri risultati. Come vedi non ti ho chiesto di Rallo, sarà un brutta Befana per lui, Però insomma è un 2003, io ho sottolineato che se i portieri giovani non provano a giocare e non fanno questi errori è meglio che stiano a casa, no? No, può essere lo stesso per il fatto che davanti magari sbagli il gol, dietro quando si sbaglia si prende gol, per cui è chiaro che in una partita, in una finale dove sapevamo che comunque loro avevano subito 12 gol pur facendone pochi, era difficile trovare la possibilità di creare tante occasioni come oggi. Ne abbiamo create, non le abbiamo concretizzate purtroppo. Adesso io non so quante occasioni loro abbiano avuto, ma non credo che siano state numericamente... se vogliamo, Stefano, possesso palla l'avete fatto voi, però io dico sempre che poi con il possesso palla non si vince, no?
però è giusto quello che dicevamo prima, se troviamo il gol all'inizio forse cambia la partita, dai, oppure può incanalarsi in altri modi. No, beh, ma io giustamente ho una funzione anche di analizzare una partita. Purtroppo oggi secondo me gli episodi non ci sono girati a favore, però io non posso cancellare quello che la mia squadra in una finale, dopo aver fatto 5 mesi importanti, tante partite, siamo arrivati alla fine su 32 squadre a giocarci una finale contro una squadra importante. Io credo che la mia squadra abbia fatto una figura ottima, perché di fronte a una squadra, come abbiamo detto prima, che annovera dei giocatori nelle proprie file importanti, la mia squadra probabilmente ha avuto qualcosa in più oggi, tranne gli episodi. Festa al campionato? Sì, adesso dobbiamo avere la forza di risettare e ci pensiamo già martedì in settimana. Grazie Mirko, grazie a voi. Ciao Stefano, era Stefano Andretta, tecnico appunto del Conegliano. Vediamo se ha voglia di fare due parole. Fatti vedere in tutta la bellezza la telecamera. Che partita, peccato, perché un primo tempo, come dicevo il tuo mister, un primo tempo dove avete meritato, poi c'è stata questa possibilità di andare in vantaggio, non ci siete riusciti, vi hanno beffato i loro e poi io ho sottolineato che forse loro ne avevano un pochino di più nel finale, la voglia di concludere prima dei supplementari. Ma dispiace tanto, perché abbiamo fatto secondo me una prestazione importante contro una squadra forte, perché obiettivamente bisogna dire che era una squadra forte. Però c'è il rammarico di non averla sbloccata noi per primi, e dopo è inevitabile che quando devi recuperare spendi qualcosa in più come energie, e magari ci è mancato qualcosa negli ultimi minuti, però c'è da dire che prendere un gol così al 90esimo è una cosa che fa male veramente, però bisogna portarci via una prestazione in una finale importante e deve darci un segnale che siamo una squadra forte. Sì, no, indubbiamente per questo, indubbiamente. Quindi in bocca al lupo e buona continuazione, testa al campionato adesso. Assolutamente, crepi il lupo, grazie mille. Grazie a te, ciao. Allora, mentre si stanno spegnendo anche le luci qui al comunale di Abano Terme, concludiamo e diamo un saluto anche alla federazione. Presidente, tutto bene? Ciò che finisce bene? Tutto bene, dai, avevamo paura del tempo, il campo è stato perfetto. Anche appena adesso il mister me l'ha detto, quindi siamo felici, almeno questa è andata. Adesso auguri al Villafranca per il proseguo della manifestazione. Il Conegliano deve fare un po' di mea culpa, però il calcio è questo, insomma, non sempre vince chi dovrebbe vincere e le partite sono stranissime. Comunque, insomma, dai. Presidente, auguri a tutti e due, sono messi bene in classifica, sì. Quindi auguri anche a voi e anche a te e al vostro lavoro. Grazie. Ringraziamo Ruzza, il presidente. Volevo concludere, vediamo se riesco a trovare uno dei giocatori che mi è piaciuto in maniera particolare, ovvero il numero dov'è Marchetti? Vediamo dov'è Marchetti. Non dovrebbe essere difficile da vedere. Ah sì, e allora vediamo se troviamo Marchetti da queste parti. Vediamo se riusciamo a raggiungerlo. Marchetti. Allora, prendiamo te così, perché dicevo in telecronaca mi sei particolarmente piaciuto, insomma, soprattutto con questi uno contro uno qui sulla fascia, ti hai fatti un po' indiavolare dietro. Beh, diciamo che l'uno contro uno è il mio forte, è la mia caratteristica principale. Poi sai, è la mia prima Coppa Italia che vinco, quindi fa sempre piacere. Lavoriamo da quest'estate, veniamo da una delusione dell'anno scorso che probabilmente non ci meritavamo, e quindi forse questo è un po' il coronamento di tutti i sacrifici che abbiamo fatto dall'anno scorso, che siamo rimasti in tanti. Siete una bella squadra però. Sì, siamo una bella squadra, siamo tutti ragazzi giovani che hanno voglia di fare, quindi un plauso va soprattutto ai giovani che lavorano tanto. E a tutti quanti. Serve per l'esperienza, serve per tenere su un po' il clima, tenere su il gruppo, quindi è giusto così, sono contento. Complimenti anche al Conegliano, che secondo me hanno giocato bene. È una buona squadra, hanno una squadra ostica, ci hanno messo sotto. Queste partite, sai, sono gare secche, quindi
Testa al campionato adesso. Testa al campionato, siamo a meno 5, sì, terzi o quarti, comunque a meno 5 dalla prima e lunga. E questo ci deve dar morale per andare avanti fino alla fine. Sarà una befana di festeggiamento, immagino. Immagino di sì. Sì, dai, per fortuna domani è domenica. Esatto, quindi, bene, in bocca al Grazie, lupo. Crepi. Grazie, ciao. Salutiamo Marchetti e terminiamo qui dal comunale di Abano Terme. Abbiamo terminato e abbiamo trasmesso per voi la finale di Coppa Italia Eccellenza con la vittoria del Villafranca Veronese sul Conegliano Calcio per 1-0. È tutto, linea definitivamente allo studio.